Presidente, quella della legalità è un tema a lei molto caro, no? Vabbè, indubbiamente credo che sia la madre di tutte le battaglie in Sicilia, perché senza legalità non si va da nessuna parte, perché se noi abbiamo i danni anche che hanno penalizzato le risorse pubbliche, l'economia della regione, lo dobbiamo al malaffare diffuso che c'è stato in questi anni e che continuiamo a pagare purtroppo. Oggi ci sono presenti tanti componenti dello sviluppo e le strategie per uscirne fuori da questo momento di crisi, qual è secondo lei? Per me il tema diventa continuare questa battaglia e trovare le risorse pubbliche proprio che togliamo a malaffare per investirle invece nello sviluppo, questo è il tema, per risanare i bilanci che sono stati distrutti in questi anni e mettere in campo proprio proposte che abbiano come effetto una nuova economia. Legalità, cultura e innovazione sono tre elementi fondamentali su cui la Sicilia deve puntare per il futuro. È il tema delle battaglie, ma è anche vero che noi non dimentichiamo che viviamo in una fase difficile dove il tema del lavoro è uno dei temi principali da affrontare. Abbiamo situazioni negli anni che si sono prodotte che hanno determinato un'assenza di futuro per tanti giovani. Allora è lì che dobbiamo investire soprattutto, sapendo che dobbiamo dare una prospettiva nuova ai ragazzi e alle ragazze di Sicilia. Presidente, prima è stato a fare visita alla moschea, qual è il suo pensiero sull'attentato che ha subito il quotidiano satirico a Parigi? Il mio pensiero è che non possiamo assolutamente confondere la lotta contro i violenti, contro il terrorismo, con la lotta all'Islam, contro l'Islam, perché noi non abbiamo una guerra contro la religione, abbiamo una guerra contro chi vuole imporci con la violenza cose che per noi sono inaccettabili e produce morti e lutti. Allora nei confronti di questi soggetti noi dobbiamo essere durissimi, ma come non rimanere conquistati dalle parole dell'imam di Catania oggi in intervista al giornale La Sicilia, che parlava apertamente di dialogo e di condanna dei terroristi. Allora, quando avvengono comportamenti di questo tipo, è chiaro che le istituzioni non debbono lasciare sole queste persone. Oggi il rischio è appunto di esasperare, perché l'odio crea odio, la violenza determina altra violenza e i morti producono altri morti e il sangue genera altro sangue. Allora noi dobbiamo avere una politica, diciamo, se vogliamo, duplice, quella è il dialogo con quell'Islam che vuole discutere con noi e confrontarsi, e quella di una lotta dura e senza quartiere contro i terroristi e i violenti. Presidente, un'ultima domanda.